Turetta, aggredito in carcere a Verona da un altro detenuto, Gino Cecchettin condanna l'episodio. La violenza non è la risposta, quanto accaduto non mi rende felice. Firmato il decreto per l'indizione delle elezioni, il rinnovo del Consiglio del Presidente della Giunta regionale, i cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre. Giornate di proteste e scioperi a Venezia, Progazza, domani lo sciopero nazionale della CGIL, sabato maxi corteo dalla stazione di Mestre. Contributo d'accesso per il 2026, la Giunta Comunale aumenta le date di applicazione a 60 giornate rispetto alle 54, il pagamento in vigore nei fine settimana di aprile, maggio, giugno e luglio. Inaugurato alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave, la nuova risonanza magnetica è la prima nel Veneto orientale, precisione e velocità nella diagnosi a servizio anche della sanità pubblica. Al via questa sera Mestreland, il grande parco divertimenti che fino al 29 settembre trasformerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di Via Torino in un universo di musica, festa e divertimento. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. L'aggressione a Filippo Turetta in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. L'aggressione quindi che è stata subita dal killer di Giulia Cecchettin, detenuto in carcere nel Veronese. Ci sono da registrare le parole di Gino Cecchettin oggi a Pordenone, che ha condannato l'episodio di violenza nei confronti dell'assassino di sua figlia, e sentite le sue parole. Filippo sono riuscito in qualche modo a distoglierlo dal mio campo visivo, gestendo le emozioni negative che ovviamente lui mi ha procurato. Non penso che la violenza sia la risposta a questo, ecco, ed è il messaggio che vorremmo dare noi, quindi non mi fa sentire felice il fatto che lui sia stato aggredito. Perché ancora una volta vuol dire che dobbiamo lavorare anche se in un contesto come il carcere posso capire che momenti di violenza possono succedere, però ecco, sono da condannare anche questi atti e noi ci muoviamo proprio nel senso opposto, quindi anzi dovremmo far capire alle persone che insomma quei sentimenti che portano a questo sono sbagliati da condannare. Per Gino Cecchettin l'aggressione in carcere a Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia, dimostra ancora una volta come sia ancora lunga la strada verso la non violenza anche in contesti più difficili come le carceri. Il papà di Giulia condanna quanto accaduto lo scorso agosto nel carcere di Montorio, dove un detenuto ha preso a pugni il 22enne di Torreglia, condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio della studentessa di Vigonovo. Un 55enne in carcere per omicidio e tentato omicidio ha sferrato un pugno in faccia a Filippo Turetta mentre stavano entrambi percorrendo un corridoio della quarta sezione del carcere veronese. Subito dopo il gesto, l'aggressore è stato trasferito in una cella di isolamento per 15 giorni. Avrebbe colpito Turetta senza alcun motivo, anche se sembra che nei giorni precedenti l'aggressione avesse espresso disappunto per la presenza del 22enne nella sua stessa sezione. Il garante dei detenuti di Verona, Carlo Vinco, subito dopo la violenza ha incontrato Turetta per sincerarsi delle sue condizioni. Il giovane non ha riportato ferite gravi. Il garante ha anche parlato con l'aggressore, che si sarebbe scusato per il gesto. Purtroppo episodi di violenza tra detenuti avvengono di frequente, ha spiegato il garante, e anche il SAPE, sindacato di polizia penitenziaria, parla di ordine del giorno in carceri sovraffollate come quello di Montorio. Sono fatti ormai che possiamo definirli, catalogarli ordinaria amministrazione, dovuta a un sovraffollamento dove qualsiasi situazione un po' fuori dalle righe diventa motivo di aggressione, risse. Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin infierendo con 75 coltellate e gettando il corpo della giovane in un dirupo vicino al lago di Barcis a Pordenone, da qualche tempo è stato trasferito nella quarta sezione del carcere di Montorio, quelle dove ci sono i reclusi comuni. Prima era nella terza, dove invece ci sono i detenuti sorvegliati, ma sarebbe stato spostato proprio perché sovraffollata, e per questo motivo anche i suoi avvocati avevano scritto alla direzione del carcere. Regionali, ci siamo, firmato oggi il decreto per l'indizione delle elezioni. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre. Vi annuncio ufficialmente che le nuove elezioni si terranno nella giornata di domenica 23 novembre dalle 7 del mattino alle ore 23
e lunedì 24 novembre dalle 7 del mattino alle ore 15. Un segreto di Pulcinella svelato nei giorni scorsi dal presidente della Campania. Si vota il 23 e 24 novembre. Alla fine anche Zaia, dopo l'anticipazione di De Luca, si è visto costretto a firmare il decreto. Il Veneto andrà alle urne nell'ultima data utile per una legislatura stiracchiata a uso e consumo di trattative politiche. 23-24 novembre è ormai una data scontata, girava da tempo e anche burocraticamente sarebbe stata una delle poche date disponibili. Ad oggi abbiamo una data, dobbiamo avere un candidato, una coalizione l'abbiamo, forte, coesa, che darà seguito allo straordinario lavoro del centrodestra. Oggi dobbiamo scegliere un candidato, farlo nel più breve tempo possibile, quello che rappresenterà il centrodestra per i prossimi 5-10 anni. Per presentare le candidature e quindi le liste, le giornate sono quelle del 24 e 25 ottobre. Ora si aprono nuovi orizzonti sugli equilibri dell'attuale maggioranza con le forze del centrodestra che ancora non hanno deciso chi sarà il candidato presidente del Veneto. È una buona data perché non ci sono ferie, feste, ponti, ci sono le scuole aperte, quindi ci sarà sicuramente un'alta affluenza da parte degli elettori e delle elettrici del nostro Veneto. Il centro-sinistra adesso dirà meglio tardi che mai, voi non avete il candidato governatore. Il centrodestra individuerà nei prossimi giorni i nostri leader, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, il miglior candidato o la miglior candidata per guidare la coalizione con il miglior programma e continueremo a guidare uniti la nostra regione. Il centro-sinistra intanto da oltre 2 mesi ha creato un'ampia coalizione a sostegno di Giovanni Manildo, candidato presidente, e sollecita la scelta dell'avversario. Facciano un ultimo sforzo, pungola il segretario del PD Veneto, Andrea Martella. Finalmente è stata fissata la data delle elezioni, peccato che si sia perso tutto questo tempo ingenerando un clima di incertezza tra i cittadini e le imprese. Ma secondo il Dem ci vorrà ancora un po' per sapere chi sarà il candidato del centrodestra. Faccio una previsione, io penso che lo decideranno dopo il voto delle Marche, che sarà il 28 o il 29 settembre, a dimostrazione che non è vero niente che i veneti sono primi, ma a dimostrazione del fatto che questo centrodestra cerca di organizzarsi per dare qualcosa a questo e a quello, verificando i risultati delle elezioni. È davvero stucchevole dal punto di vista di forze politiche che hanno parlato dell'autonomia per anni al primo posto, pensare che non solo non decidono in Veneto, ma aspettano l'esito di un'altra regione prima di assumersi le responsabilità e fare una scelta. Ecco, io per tutto questo penso che ci sia davvero bisogno di cambiare. Capitolo chiuso, si apre una nuova era per il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo, che lancia una stoccata agli avversari. Adesso sarei molto contento di sapere il nome del mio sfidante. Dice: della coalizione del centro-sinistra non farà parte il partito della Rifondazione Comunista, ufficiale l'addio. Una bella notizia per tutti, per il Veneto, per chi corre, per i candidati, per i cittadini. Si apre una nuova era, sono cambiate molte fragilità, molte domande a cui bisogna dare risposte, quindi si apre una nuova strada di cambiamento di cui noi vogliamo essere protagonisti. Capitolo chiuso, si volta pagina. È questa la sintesi del Manildo pensiero nel giorno in cui si fissa la data del voto, ma ancora nulla si muove, almeno ufficialmente nel centrodestra. Cercasi uno sfidante disperatamente. Sarei molto contento di conoscere chi sarà il candidato del centrodestra, perché insieme con il confronto dialettico, col confronto sulle idee si possono dare delle risposte a un Veneto che negli ultimi 10 anni è cambiato molto. In casa centrosinistra si registra l'addio in politica mai per sempre del partito della Rifondazione Comunista, che in una nota prende atto delle scelte del candidato presidente. Il centrosinistra, si legge, accentua il suo profilo moderato e imbarcazione che non fa mistero della sua disponibilità a stare anche nel campo del centrodestra e di avere come principale avversario politico il Movimento 5 Stelle. E ancora. Manildo, non Manildo, noi ci assumiamo, ognuno si assume le sue responsabilità, noi ci assumiamo le nostre. Rifondazione tira dritto, forte della sua storia e dei suoi temi, fa sapere sempre benvenuto. Non è che siamo nati ieri, no? Questo lungo rimpallo ovviamente ci aveva già messo, diciamo, in allerta, per cui noi
abbiamo già cominciato a lavorare al nostro progetto, insomma, di costruzione di una lista. L'avvocato trevigiano da parte sua non si scompone e conferma contatti frequenti proprio con Calenda. Io sono il garante di una coalizione, per me è importante essere il garante di una coalizione coesa nelle promesse ma soprattutto nei fatti concreti. Incontrerà Calenda? Senz'altro, l'ho sentito in questi ultimi giorni, c'è convergenza su molte idee, molte proposte concrete, abbiamo parlato di industria, abbiamo parlato di industria 4.0, transizione 5.0, iperammortamento, efficientamento alle aziende, ritengo che possa essere un valore aggiunto. Giornate di proteste e scioperi a Venezia per Gaza, domani lo sciopero nazionale della CGIL, sabato maxi corteo. Dopo il sit-in pro Gaza ai piedi del ponte di Rialto, il presidio davanti al municipio di Mestre, continuano le mobilitazioni in città. Sabato alle 16 il grande corteo urbano che partirà dalla stazione di Mestre e venerdì lo sciopero nazionale di 4 ore indetto dalla CGIL. Noi sciopereremo perché in questo momento non si può stare fermi, non si può stare zitti di fronte a quello che sta avvenendo a Gaza. È in corso uno sterminio di quel popolo e sono in corso scelte anche economiche che compromettono la situazione del nostro paese. La scelta di continuare gli investimenti in armamenti, nella spesa per armamenti, compromette la spesa nella salute dei cittadini, nel welfare, dei sistemi pubblici di assistenza. Quindi quello che noi domani con queste 4 ore di sciopero denunceremo è che serve fermare quello che sta avvenendo, servono sanzioni nei confronti di Israele. È grave che in questo momento il governo italiano non sostenga le scelte seppur tardive che sta assumendo il Parlamento europeo, la Commissione europea, perché dobbiamo mandare un messaggio molto chiaro per fermare lo sterminio in corso. Sabato invece l'appuntamento sarà con il corteo che partirà dalla stazione di Mestre. Con più di altre 50 associazioni sabato proponiamo questo momento di manifestazione, di lotta pacifica per dire da Mestre che questa è una città per la pace e che chiede la pace e chiede soprattutto al proprio comune, all'istituzione comune di Venezia di schierarsi, di dire in modo chiaro che il governo deve scegliere da che parte stare sia nei confronti di Israele che nella protezione alla spedizione umanitaria in corso. L'appuntamento sarà poi lunedì con la manifestazione da Piazzale Giovannacci a Marghera dal titolo Blocchiamo il porto. L'intento, in contemporanea a quanto avverrà in altri porti italiani, è quello di porre un blocco esterno all'accesso al porto. Un unico grande blocco, si legge nell'appello, una muraglia umana a fermare uno degli snodi del commercio mondiale da cui transitano anche le armi dirette a Israele. Nessuna merce complice del genocidio deve passare, si legge ancora. Nel 2026 il contributo d'accesso a Venezia sarà in vigore per 60 giorni, 6 in più rispetto al 2025. Lo ha deciso la giunta comunale, ampliando il periodo in cui i visitatori giornalieri dovranno pagare il ticket. Il contributo si applicherà nel fine settimana, dal venerdì alla domenica, di aprile, maggio, giugno, luglio, oltre che in alcuni periodi continuativi con maggiore afflusso, dal 24 aprile al 3 maggio e dal 29 maggio al 7 giugno. Il regolamento sarà modificato tenendo conto delle indicazioni del garante della privacy che ha sanzionato il Comune di Venezia. I temi della sanità ci portano ora a San Donà di Piave. Una risonanza magnetica che rispetto a quelle consuete duplica la potenza e dunque la capacità di avere immagini e diagnosi accurate. Alla casa di cura Rizzola di San Donà di Piave l'inaugurazione del nuovo macchinario destinato a potenziare l'eccellenza clinica e la vicinanza al territorio non solo del Veneto orientale ma di tutta la regione. È una risonanza che utilizza un campo magnetico più potente e ci permette quindi di acquisire delle immagini di qualità superiore con tempi di acquisizione ridotte e quindi di accelerare i percorsi diagnostici. È un passo che consente al paziente di avere più possibilità diagnostiche e nello stesso tempo di averle in tempi più rapidi. Un nuovo macchinario, il primo in tutto il Veneto orientale di questo tipo e che coprirà un ruolo fondamentale per una diagnostica avanzata, di precisione e sempre più all'avanguardia. È un ruolo importantissimo in vista dell'evoluzione della sanità che si sta verificando in questi anni. La sanità di oggi, che è molto concentrata sull'acuzie, non è più la sanità ideale che ci servirà nel futuro in cui la società sarà caratterizzata da una grande quantità di persone in condizioni di cronicità. Quindi scegliere bene la diagnostica avanzata e gestirla anche dal punto di vista dell'innovazione, anche con strumenti di intelligenza artificiale, è una cosa cruciale
importante per l'evoluzione della sanità nel futuro. È la tecnologia più alta che abbiamo in questo momento nel territorio, quindi è un'opportunità per tutto il territorio, non solo per la Rizzola, che è una struttura privata accreditata che collabora con l'azienda in maniera attiva. Sarà utile infatti anche per migliorare le prestazioni, abbattere i tempi e liste d'attesa, andando a rafforzare il connubio pubblico-privato. Quando la sanità pubblica non è più in grado di sostenere determinate richieste, ci siano poi nel privato chi ha il coraggio di affrontare determinate spese e poter dare comunque un servizio importante ai cittadini. Siamo molto orgogliosi di questo investimento. Il mondo della sanità è in continua evoluzione, è un mondo anche un po' in difficoltà, che ci sia il privato che investe chiaramente ci dà un aiuto, ci dà un sostegno per affrontare queste sfide del futuro. Voltiamo decisamente pagina, subito a Mestre con il nostro Nicola Marcato, con Tommaso Migot, al via questa sera a Mestreland, ma ci racconta tutto Nicola Marcato. Buonasera Nicola. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori. È iniziata l'attesissima terza edizione di Mestreland, un grande divertimento all'insegna della socialità. Ecco, guardate, c'è persino un piccolo dinosauro qui a Mestreland che vuole dire la sua. Dunque, qui ecco, è anche un po' aggressivo. Qui i bambini potranno trovare anche mamma e papà, attenzione perché sono un po' più grandi. Ma per parlare di questo evento è qui con noi Fabrizio Doria, direttore di Vela. Un evento attesissimo, l'anno scorso più di 75.000 presenze e quest'anno ci sarà divertimento sia per i piccoli che per i grandi. Sì, 12 giorni di manifestazione a partire da oggi, giovedì 19 settembre, fino al 29 settembre. Un appuntamento, un grande ritorno del settembre mestrino con le giostre in occasione di San Michele, in un luogo centrale della città di Mestre, nell'ex mercato ortofrutticolo, in via Torino, un accesso quotidiano aperto dalle 15:30 fino a mezzanotte, venerdì e sabato e domenica fino all'1 e la domenica con l'apertura alle 10:30. Giostre, ma anche un'area food completamente rinnovata con un'offerta variegata e ogni sera degli spettacoli. Anche qui abbiamo rinnovato il format con tantissime offerte, da dei DJ set a appuntamenti come La Mente di Tezzuglia o Lucilla, fino a un gran finale con il 29, il giorno di San Michele, lunedì 29, con il Battistococo in concerto e alle 22:30 il atteso spettacolo pirotecnico. Ci saranno anche tanti spettacoli di cabaret. Sì, perché durante il pomeriggio ci sono delle animazioni sul palco principale, ma anche delle sorprese lungo il percorso delle giostre. L'invito è venire a passare una giornata qui a Mestre, a Mestreland, in occasione di San Michele, e vi aspettiamo numerosi. Bene, per ora è tutto qui da Mestre, ti restituisco la linea. Grazie davvero Nicola Marcato con Tommaso Migot per la parte tecnica, ed è tutto da Venezia. Subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.